Si è svolta sabato al Parco Hotel Villa Fiorita di Monastier di Treviso la festa delle premiazioni delle società e delle benemerenze regionali, organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti Veneto, a chiusura della stagione calcio di categoria. Tantissimi club veneti presenti all'evento, con la consegna anche dei diplomi ai dirigenti benemeriti regionali. Tra i riconoscimenti assegnati, il premio Fair Play è andato a Stefano Esposito e Gert Remmel, tecnici del Giorgione Calcio. In una finale regionale degli allievi elite è passato in vantaggio con il portiere avversario a terra senza fallo perché si era scontrato con un proprio compagno. Iniziata la partita si sono fermati in una finale regionale e hanno fatto pareggiare gli avversari. 5 minuti di applausi. Celebrazioni anche per la rappresentativa veneta juniors di calcio a 5, guidata da Nicola Paglianti, fresca vincitrice del titolo nazionale al torneo delle regioni di futsal in Basilicata. A livello agonistico è stato ottimo, basti pensare che abbiamo già promosso 3 società nel nazionale dilettanti e quindi siamo contenti. L'anno scorso abbiamo perso 17 società, abbiamo perso qualche tesserato di Lega Dilettanti ovviamente, abbiamo notevolmente aumentato i tesserati nel settore giovanile. La voglia di calcio non svanisce mai, c'è sempre. Il Veneto è una regione che viaggia sempre positivamente anche sotto l'aspetto economico e quindi credo che le cose stiano andando per il meglio. Speriamo che la riduzione delle squadre diventi meno degli anni passati e che quindi si riprenda ancora di più attraverso questa iniziativa del nostro presidente Cosimo Sibiglia delle iscrizioni della terza categoria gratuita per il primo anno.